poter interagire con Hit Napoli 78, però la puntata è caratterizzata soprattutto dagli ospiti. Gli ospiti che sono veramente tanti e importanti, sono personaggi noti e poco noti, ci saranno tante cose, ma l'importante è cominciare, ragazzi. Cominciamo questa puntata veramente alla grande con uno dei personaggi che io seguo da tantissimo tempo. L'ho visto crescere, non si fa per dire, ma è un... l'ho visto, si fa per dire. Signore e signori, primo ospite di questa serata qui a Hit Napoli 78, Franco Ricciardi! Vediamo un po' cananza! A ieri sera che saranno state autate le 9, mezza voce di mamma che chiamano le creature all'intrasatto là, o pantono vica si è sentito la lucca. Compagni, magari che state? A me mi pare, sì, l'hanno sparato! Cielo non tornava, curra, lì c'è la curra, sta stisa in terra, panza sotto la croce a mano. Per spira stasera non sa mai, puro più picciarilla, non dice niente che non metto bambarino. Zambugnare papacello non è tornato. Bravo! Grande, grande, Franco Ricciardi, vieni qui. Allora, complimenti, complimenti vivissimi, veramente un bellissimo pezzo che tra l'altro hai presentato anche al Festival di Napoli. Sì. Allora, aspetta che ti faccio portare il microfono dalla nostra bellissima Ilenia, complimenti, che bella mamma Natale. Allora, Festival di Napoli che è andato molto bene, però io so che tu stai preparando un nuovo album. Sì, sto preparando il disco che uscirà a fine gennaio, ci sarà. E io ce l'ho qui con me a favore della telecamera, eccolo qua, come si intitola il tuo nuovo album?
Il nuovo album, questo qua è il singolo che è uscito. Sì. Il singolo è Franco Ricciardi. Franco Ricciardi. Poi ci sarà il nuovo disco che ci avrà un bel titolo che ancora è